Dicembre è subito partito molto dinamico, con delle piogge che hanno insistito su gran parte d'Europa e anche sul nord e il centro Italia. Anche sulla nostra regione, sul Veneto, assisteremo nel corso dei prossimi giorni a delle piogge e delle perturbazioni atlantiche che coinvolgeranno gran parte del nord e le regioni tirreniche. Questo in concomitanza con la settimana che porta all'Immacolata, l'8 dicembre, quando transiteranno diverse perturbazioni sull'Italia, a causa della discesa di massa d'aria artica polare che andrà a riversarsi sull'Europa occidentale. Proprio tra la Spagna e la Francia si andranno a creare delle depressioni che si sposteranno gradualmente verso est, andando a coinvolgere anche l'Italia, soprattutto il nord e i versanti tirrenici, mentre altrove avremo condizioni più stabili, seppur con qualche piovasco. Il fattore più importante però è il rialzo termico, a causa di correnti molto più miti in arrivo da sud-ovest, proprio per la formazione di depressioni che andranno a portare meno freddo anche sui monti, con quota neve in deciso rialzo. Dalla grafica infatti notiamo che avremo temperature leggermente sopra la media proprio attorno all'Immacolata, mentre rimarranno sotto la media sulla Norvegia, quindi sul nord Europa. Dal punto di vista precipitativo avremo sicuramente molte piogge su gran parte d'Italia, un'Italia spaccata a metà comunque, con maggiori precipitazioni sui versanti tirrenici e sul nord Italia. Condizioni che vedono per l'Immacolata, come vediamo dalla grafica, forti nevicate che si attestano tra i 1400 e i 1700 metri e piogge molto intense soprattutto al nord-ovest, con possibilità di nevicate a causa della formazione di un cuscinetto freddo sul Piemonte a 300-500 metri di altitudine. Piogge che saranno molto diffuse ma andranno gradualmente ad attenuarsi. Perturbazioni atlantiche quindi che continueranno verso la metà del mese, con piogge sempre più frequenti che andranno a coinvolgere tutta l'Italia. Come notiamo dalla grafica, infatti, le temperature saranno un po' più miti e il freddo rimarrà relegato solamente sul centro e nord Europa. Le depressioni continueranno quindi a transitare da ovest verso est, senza però portare gran freddo. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti sulla nostra pagina Instagram e iscriviti al canale.